Il campanile del Duomo di Portogruaro pende sempre di più. Non è una novità. La torre campanaria, monitorata da 20 anni dall'Università di Trento, si muove di circa 2 mm all'anno. Ma la situazione è sotto controllo. Stiamo facendo una serie di riunioni proprio per accelerare i lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza da parte della sovrintendenza. Dal 2019 al 2021 era stato avviato un progetto pilota di irrigidimento della muratura alla base del campanile, con un effettivo rallentamento dello schiacciamento delle pareti alla base della torre, che ora è invece ripreso. Ecco perché il Ministero per i beni e le attività culturali vuole avviare un nuovo progetto di messa in sicurezza. Il Ministero dei Beni Culturali ha stanziato una somma di 4.200.000 euro per la ristrutturazione e per la messa in sicurezza del campanile. Le opere sono a carico della Sovrintendenza di Venezia. Dopo l'incontro di luglio, il commissario Lita ha convocato un nuovo vertice per il prossimo 24 novembre assieme ai Vigili del Fuoco, la Soprintendenza Belle Arti, la Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo e il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale dell'Università di Trento per parlare del progetto di restauro, consolidamento delle fondamenta e riduzione del rischio sismico della struttura. Rinnovato inoltre il piano di evacuazione in caso di necessità, che riguarda le abitazioni a ridosso del campanile. Stiamo parlando di circa 80 persone e quelli che sono gli edifici adibiti a esercizi commerciali piuttosto che pubblici esercizi, e in più è stato ampliato il raggio interessato appunto da un'eventuale evacuazione, prevedendo rispetto agli originali 62 metri ulteriori 10 metri per i mezzi di soccorso.